Euroregione News. Credevo fosse amore un successo. Si sa, i risultati migliori si ottengono se oltre all'idea c'è anche ferrea volontà e coralità. Ingredienti che non sono mancati al progetto Credevo fosse amore a favore delle donne e dei bambini vittime di violenza, che si è concluso nel migliore dei modi col 119.350 euro raccolti grazie ai clienti e al lavoro delle cassiere di tutti i supermercati Despar, Eurospar ed Interspar del Friuli Venezia Giulia, 75 di proprietà e oltre un centinaio di affiliati, attraverso ben 213.000 donazioni del valore medio di 56 centesimi d'euro l'una. Un'operazione firmata Aspiag Service. Ad annunciarlo il direttore marketing di Aspiag, Fabrizio Cicero Santalena, accompagnato dalla responsabile marketing della Despar regionale Tiziana Pituelli, con l'intervento dell'assessore regionale alla sanità Telesca e del direttore generale dell'AS numero 3 Pierpaolo Benettollo. Sarà questa azienda sanitaria a beneficiare della somma raccolta, che servirà a realizzare una speciale struttura di accoglienza ospedaliera e ad acquistare un elettroencelografo e un ecografo. Un risultato straordinario, commenta Fabrizio Cicero Santalena. Sì, un risultato eccezionale. Quando abbiamo organizzato questa raccolta fondi ci eravamo dati degli obiettivi, come facciamo sempre, ma questo veramente è stato un risultato al di là di ogni più roseo obiettivo. Questo è il risultato di una collaborazione importante tra pubblico e privato, ma questa è la risposta che i nostri clienti danno a noi, la fiducia che i clienti di Despar danno a Despar. Noi ogni anno organizziamo delle raccolte fondi, solitamente nel periodo autunnale, mai come questa volta abbiamo raggiunto un risultato così importante: 119.350 euro in 213.000 donazioni, vuol dire una donazione media di 56 centesimi, vuol dire che le nostre cassiere, le nostre colleghe hanno chiesto ai clienti la monetina a fine spesa, e vuol dire che ben 213.000 volte i nostri clienti hanno capito il problema e hanno detto sì, volentieri lascio la monetina, e quindi è veramente, mi creda, eccezionale. E la ricetta per vincere nella solidarietà? Sicuramente il progetto deve essere un progetto solido che va a migliorare il bene di chi ne ha bisogno, di chi sta peggio di noi sul nostro territorio, ma sicuramente la ricetta più importante è il lavoro di squadra. La ricetta più importante è avere una squadra affiatata che possa arrivare fino al cliente finale e far suo il progetto e il problema. Questa è la ricetta, secondo me. L'assessore alla salute del Friuli Venezia Giulia, Maria Sandra Telesca, così ha commentato. Ma io le chiamo alleanze che fanno di una comunità con la C maiuscola. Questa collaborazione che sta dando tanti frutti mette insieme i soggetti diversi, ma per intercettare la generosità della nostra gente. Alla presentazione dei risultati della campagna Credevo fosse amore è stato ringraziato il team formato da Tiziana e Patrizia Pituelli, dalla dottoressa Passera, dal creativo Alberto De Martini, ma il ringraziamento più grande è stato riservato ai clienti e alle cassiere dei supermercati che hanno concretizzato il progetto Credevo fosse amore. Secondo i dati Istat divulgati lo scorso giugno dall'Istat e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, 6.788.000 donne in Italia hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Nel 2013, ha ricordato il direttore dell'azienda per l'assistenza sanitaria numero 3, Pierpaolo Benettollo, si sono registrati 284 casi, seguiti nelle strutture di Tolmezzo, Gemona e San Daniele. Avete ascoltato Euroregione News.